Martedì 21 comincia questa iniziativa, la leggo, Una notte nel bosco di mezzo. Che cos'è? È un viaggio all'interno del parco, uno straordinario viaggio pericolosino, un po' pericoloso. Il Capi un po' ha di paura su questo. Non chiamarmi Capi, primo, okay, e secondo non ho paura. Inizia con un viaggio in notturna, sotto le stelle e tra gli alberi parlanti del parco, la stagione estiva degli alcuni, fatta di spettacoli all'aperto ogni settimana, ma non solo. Poi sempre all'interno dell'estate al parco c'è del teatro, che hai detto tu, Sì. Poi abbiamo cinema, poi abbiamo musica. Cinema tutti i giovedì. Tutti i giovedì, sera. musica. Musica tutti i venerdì. E poi anche siamo venuti qui per presentare paesi, storie e bambini. Non solo il parco come teatro per gli spettacoli, ma anche 13 comuni della provincia coinvolti con piazze e giardini aperti al pubblico. E poi tanta solidarietà con la partecipazione della Compagnia del Teatro Stabile dell'Aquila, rimasta senza il suo teatro colpito dal terremoto dell'aprile scorso, a cui saranno devoluti i fondi raccolti in nome della beneficenza. Bravo Capi. Sì. Senti, questa volta mi puoi chiamare Capi. Perché? Perché per beneficenza. Ah sì? Sì. Siamo Capi. Bravo. Per conoscere tutti gli appuntamenti basta entrare nel magico mondo degli alberi parlanti. Per avere informazioni basta venire a prendere al nostro teatro questo dépliant. Oppure leggere i giornali, oppure ascoltare quello che vi dà la nostra amica. Forse è la cosa migliore, La ascoltare cosa Antena 3 che ti dà tutte le informazioni rispetto Tutte a le sere, paesi. tutti i giorni.